Arriva la buona notizia per il Consorzio Ittico del Delta, ha ottenuto 15 anni di diritti esclusivi di pesca. Hanno vinto i pescatori del Delta. Per 15 anni deterranno i diritti esclusivi di pesca. La questione era diventata spigolosa dopo che a maggio il Consorzio Ittico rischiò di perdere la convenzione con la provincia a causa della segnalazione di un privato che chiese un bando pubblico per l'assegnazione. Da 30 anni la convenzione si è rinnovata ogni 3 anni, un periodo di tempo troppo breve per permettere ai pescatori di programmare investimenti a lungo termine. Il comparto dà lavoro a oltre 1.500 persone per un'area di 6.000 ettari suddivisa in 14 cooperative, una filiera ittica riconosciuta a livello nazionale. Il titolo comprende lo sfruttamento delle tipiche vongole del Tizie che contano un giro d'affari di oltre 60 milioni di euro. Sul caso intervenne il prefetto di Rovigo, Maddalena De Luca, che propose di istituire il rinnovo automatico delle concessioni per 15 anni, in quanto il consorzio rappresenta l'unico soggetto titolato a gestire le lagune. E finalmente è arrivato il parere dell'Avvocatura di Stato che è tutto a favore del Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine, sì alla proroga e la gara comunitaria non è necessaria. Il Consorzio Ittico festeggia la sua concessione lunga, durante la quale, come promesso dal prefetto, si cercherà il modo di dargli ufficialmente in gestione le acque marine del Delta.